Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV e buon giovedì a tutti voi. Buon giovedì perché? Perché il giovedì è la puntata che dedichiamo alla natura e quindi per forza di cose è una puntata brava, buona e bella. In particolare oggi lo è perché vi parliamo delle piantine che non sono poi così tanto note, sono la maggiorana, la nepetella e vabbè, ok, l'origano lo conosciamo perché di solito lo mettiamo sulla pizza, ma l'origano ha anche altri impieghi e ce li spiega tra l'altro la nostra amica Katia con la sua ricetta del giorno. Questa volta è un ragù vegetale a base appunto di maggiorana, nepetella e origano. Ben ritrovati ancora una volta per parlare di piante officinali qui dal Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni. Abbiamo scoperto fino ad oggi, facciamo un po' un bilancio, abbiamo scoperto tantissime piante, abbiamo parlato della calendula, abbiamo parlato della lavanda, della menta e continuiamo a scoprire gli usi e le caratteristiche di altre piante officinali. Ovviamente non lo fate con me perché io sinceramente vi direi questa è una pianta verde e questo è quanto, ma fortunatamente assieme a me c'è il mio amico Sauro. Sauro, oggi di che piante parliamo? Subito parliamo della maggiorana. Il suo nome botanico è Origanum majorana, quindi questo già a volte distoglie, confonde un pochettino le persone pensando che siano entrambi origani. La maggiorana invece è una specie vera e propria, caratteristica per il suo profumo, per la sua forma, per la sua tipologia della foglia, per i suoi fiori, le sue fiorescenze che sono veramente molto particolari. È una piantina sicuramente non nostra, cresce Ma con c'è difficoltà. un bozzo qui. Sì, c'è un piccolo insettino che si è annidato e probabilmente E se lo la guardiamo, uccidiamo? No? lo lasciamo qui dentro, però se Perché? possiamo aprirlo un Cosa pochettino, serve? allora in questo caso si farà del danno sicuramente, Quindi uccidiamo, porterà, no? però ha una sua finalità probabilmente, non so adesso cosa ci sia all'interno, possiamo aprirlo per bene ed eccolo qua. È qui dentro, avvolto, ancora chiuso nel suo involucro, nel suo neanide, che poi fra qualche settimana, qualche giorno, spunterà completamente. Lo buttiamo via allora perché spaventa, mettiamolo qua, per conto suo. E Speriamo che non abbia vita lunga. Va bene, torniamo. torniamo alla nostra maggiorana, che è tipica della paesi che si trovano sul Mediterraneo, le nostre isole, frequente, cresce e si comporta come pianta perenne. Nei nostri ambienti fatica un poco a sopravvivere, a sopportare, a resistere al freddo invernale, quindi molto spesso dobbiamo accontentarci di averla come pianta annuale, ma capita spesso di tenerla anche fuori all'aperto, in piena terra, e ci supera l'inverno tranquillamente, poi a volte ha dei problemi con la primavera o continua proprio stentata a sviluppare. È una piantina aromatica, profumata, mediamente rigogliosa perché il suo sviluppo non supera mai, anche se coltivato in piena terra, i 70-60 cm d'altezza, mediamente si ferma sui 50. Profumatissima, già stropicciando le foglioline sentiamo questo suo aroma particolare, strano, leggermente vagamente dolciastro, anche se non è proprio così. E soprattutto è curiosa perché, a differenza degli origani, ha questo fusticino completamente liscio, color marrone rossiccio, e le foglie che sono abbastanza teneri, soffice e leggermente pelose, con una pelosità molto molto fine, delicata. Sono morbidissime, anche al tatto, a toccarle, si sentono veramente molto molto morbide. Cosa serve la maggiorana? Aspetta che la devo assaggiare. Ok. È commestibile? Ancora per ora sì. Come ancora per ora sì? Assaggi tutto, quindi è bellissimo. No, ecco uno stile, si fa mangiare senza problemi. Vabbè. Da sola non sarà un granché. No, non è un granché. Che ha, È profumatissimo, c'è un alito che ve lo auguro tutto. Vabbè. ma il profumo che trasmette, che conferisce ai cibi in quali si mette le carni, soprattutto i risotti, alcune verdure, diventa veramente molto, molto buona, fragrante, buonissima. Allora, questa è una piantina, diciamo, prima perenne, quindi si può propagare facilmente sia da seme che per talea, quindi anche un ramettino. Ricordiamo che cos'è la talea, perché l'avevamo fatta. Sì. Quindi la talea è un rametto tagliato, adesso rompiamo con le mani, in parte legnoso, in parte erbaceo, di lunghezza variabile fra i 12 cm circa, interrato, quindi staccato completamente dalla pianta madre e messo interrato completamente in terra, parzialmente coperto, tenuto umido, e lui pian pianino emetterà le sue piccole radichette, le sue piccole radici per diventare piantina autonoma.
Oppure a volte si propaga anche per propagine, quindi prendendo lo stesso ramettino, anziché romperlo, tagliarlo, lo pieghiamo in terra, lo mettiamo a contatto col terreno per parte della sua lunghezza e una parte fuori terra. Questo nei mesi primaverili estivi radicheranno, poi sotto alla base delle radichette si taglia il rametto e questa sarà una piantina autonoma, indipendente. Oppure ancora la classica semina, insomma. Proprio da queste infiorescenze, fra qualche settimana ci saranno i semini pronti, maturi, che sono fiori... Questi verdi che vediamo sono Esatto, semini. esatto. E qui si formerà il semino all'interno che sarà di un colore marroncino scuro, quasi nero, piccolissimo, molto molto fine, e questi semini a maturazione potranno essere seminati nel terreno, nei vasettini, e daranno origine semina che dovrà essere fatta in primavera, non periodo invernale, se non in serra riscaldata non ci daranno nuove piantine, ma si aspetta la primavera e anche qui in poche settimane circa si ottengono piccole piantine che andranno a sviluppare piano in pianino. È una pianta che vuole caldo, quindi il caldo agevola il suo rigoglio vegetativo, il suo sviluppo si mantiene molto bene, rifugge l'umidità eccessiva. Quindi poca acqua. Giusto, pochissima acqua, quel tanto da mantenere appena umido il terreno, niente di più, ma soprattutto anche l'umidità dell'ambiente, del locale, porta a far ammalare facilmente la pianta e avere foglie ammuffite, rametti ammuffiti, marciumi, a volte se ne trovano anche nei vasetti o in piena terra, come anche in questo caso. Qui sicuramente abbiamo avuto eccessiva umidità, facciamo vedere anche questa piantina che non è proprio tanto bella. Non sta tanto bene. Non sta tanto bene, qui ha avuto, questi rametti sono secchi, ha avuto dei problemi proprio con l'umidità eccessiva del locale, dell'ambiente o l'esterno. In questi giorni di grande pioggia, ecco, la pianta ne risente un poco, deve prediligere ambienti ventilati. È vero che nelle zone in cui cresce spontanea piove molto poco e c'è sempre molto ventilazione, molto vento. Proprietà della Maggiorana sono legate solo all'alimentazione o a altri impieghi? Ha impieghi differenti, viene considerata aromatica, quindi digestiva, quindi facilita la digestione dopo vari pranzi, sia messa negli alimenti, nei cibi, ma anche aggiunta come tisana, come infuso, che in questo caso non è molto buono, non è un granché dell'infuso, va miscelata mescolata con altre erbe. Ha soprattutto un impiego sull'apparato digerente, questa è l'azione principale che può avere la Maggiorana. Un tempo nella tradizione popolare veniva anche citata e riportata, essendo un origano per chi avesse problemi di articolazioni, reumatismi, problemi di circolazione. Allora sotto forme diverse, preparazioni differenti, alcune anche molto divertenti, altre invece più classiche, veniva consigliata, veniva aggiunta. Questa non aiuta a trovare marito? Questa non è fra quelle citate nella storia per cercare marito, ce n'erano altre, ma questa non era indicata. Peccato. E allora lasciamo la nostra Maggiorana, andiamo a scoprire un'altra piantina, è sempre qui al Giardino delle Erbe Officinali Augusto Rinaldi Ceroni, venite con noi. Una piantina aromatica che ha un profumo davvero particolare, un ottimo sapore, è la Maggiorana. Ha anche delle proprietà erboristiche, se abbiamo qua la nostra amica Valentina. Sì, non viene solo usata come succedaneo dell'origano per aromatizzare numerosi piatti, viene anche utilizzata per le sue proprietà medicinali. Sicuramente usandola in cucina possiamo sfruttare la sua azione per quanto riguarda le funzionalità digestive, quindi un ottimo rimedio per chi soffre spesso di gonfiori o comunque disturbi digestivi in generale. Viene anche considerate le sue proprietà per quanto riguarda l'olio essenziale che contiene nei disturbi legati a storte, comunque problematiche articolari, esatto, sotto forma di linimento, quindi attraverso un massaggio. Ha anche una proprietà sedativa, calmante notevole, tant'è che non bisogna assolutamente cedere nel consumo di Maggiorana, perché si è visto che un consumo eccessivo può portare anche a un'azione quasi stupefacente, proprio a un annullamento delle facoltà intellettive e atonia muscolare. Nelle giuste proporzioni invece può essere utilizzata come un calmante, un sedativo, quindi negli stati di irritabilità, ansia, insonnia. Ottimo può essere appunto una tisana di Maggiorana.
Vedi che io questo non lo sapevo, pensavo al massimo ci potevi condirla arrosto con la maggiorana, Invece abbiamo anche un risvolto così in ambito erboristico, ottima anche per problematiche alle vie respiratorie, un po' come l'origano. Infatti maggiorana e origano hanno molti aspetti comuni, non vengono confusi solo perché per il profumo, ci assomigliano, anche come fogliolina, hanno proprio molti componenti molto simili, di conseguenza gli usi sono sovrapponibili. Quindi dicevo anche a livello appunto delle problematiche alle vie respiratorie, come balsamico e comunque come aiuto per raffreddori e tossi. E allora, avete la tosse, avete il raffreddore, la maggiorana è indicata per voi. Non solo, avete dei problemi articolari, avete preso una storta, diciamo, potete usare la maggiorana attraverso un massaggio, immagino sotto forma di olio essenziale, sì, piuttosto che di o comunque magari un olio essenziale diluito in un olio normale, naturale, olio di mandorle va benissimo. E poi se siete ansiosi, se soffrite di insonnia, se avete un periodo di particolare difficoltà che vi provoca irritabilità, potete prendere un preparato a base di maggiorana. Attenzione a non eccedere, perché come ci ha spiegato Valentina, la maggiorana, se usata in dosi massicce, può avere un effetto, come dire, sballoso. Mi raccomando, non sballatevi, ma seguite i nostri consigli. E allora Sauro, abbiamo visto e assaggiato, mio malgrado, la maggiorana, però cosa non farei io per i miei telespettatori? Assaggio tutto, a parte quello che potrebbe uccidermi, non so se sopravviverò alla maggiorana, ma dalla maggiorana siamo passati adesso a una piantina che in qualche modo le assomiglia. Questa non è maggiorana, mi sembra tanto simile. Assomiglia un pochettino, ma è un origano. Questa è un'altra specie di origano. Sempre origano come genere, specie, origano vulgare, origano eracleoticum, origano creticum. Ci sono tante specie di origano, sia spontanei che crescono all'interno della nostra penisola che a livello europeo. Alcuni si assomigliano per particolari parti, altri invece sono ben distinti come caratteristiche. Intanto, se osserviamo gli origani, vediamo anche intanto il colore della foglia, abbastanza diverso. Questo ha un altro verde. Su qui ci sono più origani diversi. Questo qui è un origano prostrato, compatto, molto, molto basso, che tende ad allargarsi tantissimo. Questo sarebbe l'origano della Sicilia, cosiddetto della macchia mediterranea. Macchia mediterranea, è tipico che cresce in Sicilia, in Calabria, in altre zone, comunque sempre sulla costa, e si chiama Origanum eracleoticum. Adesso qui nei vasetti non ha un profumo molto marcato, è molto intenso, però in terra l'aroma si sprigiona maggiormente. Ci sono particolarmente affezionato a questo origano perché è uno dei pochi origani che anche nei nostri climi, nelle nostre altitudini, è profumato. L'origano vulgaris, l'origano selvatico che troviamo spontaneo nelle scarpate, da noi ce n'è tantissimo, un pochettino ovunque, nei margini di strade, dei fossi, in tutte le zone più aride, esposte, assolate, cresce questo origano selvatico che di caratteristica ha il fatto di essere poco profumato. Assomiglia molto a questo, ma non ha odore. Fino, erba, niente di più. Masticando anche la fogliolina, di questo pizzica sulla lingua, è molto forte, molto intenso. L'altro origano invece sa quasi di niente, non ha aroma. Va bene, provo. E rispetto anche alla maggiorana, l'odore e il sapore si sente molto differente. Pizzichissima! Pizzica moltissimo. Ha un olio essenziale molto profumato, di colore rossiccio, che anche questo si usa in alimentazione per conservare alimenti, ma si usa anche in fitoterapia. E nella pizza! Scusa, pizza. È un po' come la menta che è nata per il mojito, l'origano è nato per la pizza. Scusa. E questo dà sicuramente una profumazione molto intensa, molto forte. Questo origano è profumatissimo. Cosa curiosa è che tante volte si pensa sempre all'origano, tutto ciò che profuma. Invece possono essere timo, possono essere maggiorana, possono essere, che so, nepetella, possono essere tante altre erbe, santoregge, eccetera ancora. Quindi è la maggiorana. Sì. C'è una bella differenza però, quantomeno nella colorazione delle foglie. Nella colorazione delle foglie, nella lunghezza delle foglie anche, perché ci sono tipologie, ci sono dimensioni diverse, ma soprattutto anche nella consistenza, nella porosità del fusto. Se andiamo a cercare un particolare, andiamo a cercare il pelo nell'uovo, come si dice, no? Ecco, qui vediamo subito che i fusticini dell'origano sono pelosissimi, abbiamo una pelosità lungo tutto il fusticino, poi addirittura rapidamente riesce a mettere delle radichette l'origano. Questo qui è un rametto giovane che, quindi una classica propaggine, come si diceva prima, che
è stato a contatto col terreno e subito ha sviluppato le sue piccole radichette, sono le No, ma barbatelle. veramente, ma guarda. Adesso chiedo al mio regista di inquadrarlo. È piccino piccino, è un dettaglio veramente piccolo. Se vedete qui ci sono i peletti del fusticino e poi ce ne sono 3 o 4 che sembrano molto molto più lunghi e questi sono le radicine, le radichette di cui ci parlava Sauro. Ma pensate un po'. Andiamo avanti, scusa, ma mi sembra tanto curioso. E proprio spuntano in corrispondenza dei nodi del fusto, dello stelo. Nell'internodo rimangono queste pelosità e qui compaiono quando è possibile queste radichette e diventeranno delle barbatelle grandi, sviluppate. E poi ancora la foglia stessa, oltre ad avere un profumo differente, molto più allargata, e cambia anche qui la sua pelosità rispetto alla maggiorana, che ha una pelosità molto più ridotta. Poi c'è il profumo, poi ci sono altri particolari, il fiore stesso, l'infiorescenza, qui adesso ne vediamo pochi, però andiamo a prendere questo fiorellino qui sotto e vado a sostenere un altro in giro. Ecco, cambiano ancora. Mentre qui sono un pochino più aperti, il fiorellino tende a fare proprio della maggiorana tende a fare delle sfere. Fioriscono in tempi diversi, maggiorana un pochino più avanti, l'origano un pochino prima, ma questo è però legato spesso all'altitudine, alle posizioni diverse. Domanda, che cosa sono questi puntini marroni? Questi qui fanno sempre parte del fiorellino, dell'origano, e sono altre parti che si andranno a staccare, sono componenti del fiore, sono niente di più degli stami che sono... Pensavo di aver fatto la domanda della vita, invece No, vabbè. no, niente di particolare, caratteristica, che poi man mano che il fiore matura, evolve, si staccano, si perdono per lasciare spazio poi al semino stesso. Ad esempio qua ce ne sono altri fiorellini che sono molto più allungati, si vedono là in mezzo. Il fiore è comunque di questo origano eracleotico, non sta abbastanza bene perché tanto è bianco e ha questa formazione particolare che può confondere con quello della maggiorana, ma la maggiorana è molto più sferico. Invece, Eracleotico da Eracle, Ercole. sì, probabilmente proprio per la zona siciliana, ancora l'ambiente, la tipologia, e poi sicuramente perché la resistenza, la forza che ha questa pianta nel sopravvivere, nel resistere a climi particolarmente difficoltosi, difficili, duri. È una pianta che è poco bella da tenere in vasetto perché non appare come il prostrato e altri ancora, ma resiste, è tenace. E poi sprigiona questa sua forza nel profumo, nell'aroma che Poca acqua, suppongo. anche questa ha poca acqua, vuole essere appena umido ma non eccedere, è fondamentale, anche perché si ammala e rapidamente muoiono le piantine con l'eccesso di umidità, di acqua. Lo notiamo anche in pieno campo, in piena terra, spesso abbiamo fallanze, piantine che soffrono, si seccano, basta l'umidità eccessiva a volte della notte e già questa porta a soffrire, quindi è particolarmente resistente. Però se non diamo niente, ugualmente niente acqua, la pianta muore. In inverno va in Vanno in riposo. riposo, a maggior ragione l'origano più della maggiorana, però vediamo che la pianta si secca completamente, perde le sue foglioline, qualche volta le più giovani rimangono presenti, ma pochissime, e poi ripartirà a primavera, bella, rigogliosa, forte, profumata. È una domanda che non ti ho mai fatto, ma quando la piantina va in riposo, comunque noi dobbiamo continuare ad annaffiarla? Assolutamente no. Se è invaso, non deve seccarsi troppo il terreno, appena umida, ma pochissimo, veramente molto poco. In terra, in piena terra o nei vasoni molto molto grandi, le lascerei fuori all'aperto e sarà già madre natura a pensare a mantenerla, a farla resistere, sopravvivere. Semmai, prima della ripresa vegetativa si può intervenire nell'origano con il taglio delle porzioni epigee, delle parti aeree che si sono seccate, che si sono bruciate o apparentemente bruciate, che sembrano morte. Si fa un taglio, chiamiamolo sfalcio, una potatura quasi rasoterra, e poi dal colletto, dalla base, ripartiranno i giovani getti, i giovani germogli. Questo serve anche e durante il ciclo vegetativo, ogni volta che abbiamo bisogno di raccogliere delle foglioline per la pizza, per la carne, per l'insalata o altro ancora, tanto un taglio basso, raso, permette di farla caspare maggiormente, farla crescere più rigogliosa, più bella di prima. E allora, maggiorana, origano, pizza, no, dobbiamo parlare di un'altra piantina, la pizza la mangiamo dopo, venite con me.